Ieri è stata una giornata di forte protesta in Italia, anche in Sicilia, da parte degli studenti che hanno protestato contro le vittime che si sono avute durante percorsi di alternanza scuola-lavoro in tutta l'Italia. Sono diversi infatti i ragazzi che hanno perso la vita durante questi momenti. In tale occasione una delegazione di studenti siciliani ha incontrato ieri l'assessore regionale all'istruzione La Galla. L'assessore ha affermato come: abbiamo ascoltato le preoccupazioni dei ragazzi in tema di sicurezza nelle scuole e nelle attività connesse all'alternanza scuola-lavoro, ma anche riguardo alle prove scritte per i prossimi esami di maturità, in un periodo fortemente segnato da una pandemia che inevitabilmente ha compromesso le opportunità educative. Abbiamo così preso l'impegno, come governo Musumeci, continua La Galla, di raccordarci con le istituzioni nazionali e locali competenti e ci faremo tramite delle istanze degli studenti siciliani che produrranno un documento dettagliato che trasmetteremo al Ministero dell'Istruzione e alla Conferenza Stato-Regione come contributo della Sicilia al processo di revisione in corso delle regole che riguardano i percorsi di alternanza scuola-lavoro. Abbiamo preso impegno come governo regionale di raccordarci con le istituzioni nazionali e locali competenti. Ancora una volta è venuto un incitamento a migliorare le condizioni di vivibilità della scuola. In questo senso abbiamo rappresentato ciò che il governo regionale ha fatto in questi anni e continuerà a fare in questo scorcio di legislatura, e quindi credo che sia stata una protesta educata, civile, che va rispettata, perché l'ascolto dei giovani e degli studenti è fondamentale anche per costruire una buona azione politica.